Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Di seguito i titoli più importanti del pomeriggio. Si è tenuta oggi a Palazzo d'Orléans a Palermo una riunione sul caro carburanti come principale conseguenza economica della guerra in Medio Oriente. L'obiettivo del vertice è definire soluzioni immediate da mettere in atto per sostenere l'aumento dei costi del trasporto merci durante il traghettamento, in particolare lungo lo stretto di Messina. La Procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione di uno dei filoni di inchiesta delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. Si tratta dell'indagine che riguardava la pista del dossier mafia e appalti come una delle ipotesi alla base della morte dei magistrati Falcone e Borsellino. Furgone in fiamme all'interno della galleria Petraro sull'autostrada A20 Messina-Palermo in direzione del capoluogo siciliano. Inevitabili rallentamenti su entrambe le carreggiate. Unica al mondo la genesi dell'Etna è quanto emerge da uno studio condotto all'Università di Losanna, a cui ha preso parte anche una ricercatrice dell'INGV di Catania. La sua origine non rientrerebbe in nessuno dei tre meccanismi alla base della formazione dei vulcani, diventando dunque possibile simbolo di una quarta categoria ancora poco conosciuta. Chiudiamo con il meteo, passo indietro del clima estivo che da domani cede il passo al ritorno del maltempo su gran parte della Sicilia, attese deboli piogge pomeridiane. A confermarlo sono gli esperti della Protezione Civile che hanno diramato un'allerta gialla sull'intera regione. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.